Da quando Alfano ha detto che è probabile che Berlusconi torni in campo, ovviamente si sono moltiplicati i commenti, sono arrivati a decine e noi abbiamo scelto oggi le voci dei due presidenti delle Camere. Ascoltiamo. Su tutti i giornali di oggi impera una piena condivisione di autorevoli esponenti del PDL. Questo secondo me la dice lunga sul clima che si registra all'interno del PDL, quindi piena condivisione da parte degli esponenti più autorevoli ed evidentemente anche della base elettorale. Non è più tempo di promesse miracolistiche, non è più tempo di impegni solenni poi disattesi dicendo che è sempre responsabilità di qualcun altro, e non è nemmeno più tempo di palesi conflitti di interessi. Se gli italiani lo hanno compreso, e io sono convinto che lo abbiano compreso, il risultato dell'eventuale candidatura del Presidente Berlusconi non sarà quello che Berlusconi spera. È d'accordo, onorevole Cimadoro, le posso dare 30 secondi. Su quello che dice Fini, contrariamente a Fini però noi siamo soddisfattissimi se il nostro avversario alle prossime elezioni sarà Berlusconi, perché riusciremo a spiegare alla gente come ha portato il Paese e dove l'ha portato.